ci ho pensato, ho l'idea vincente. Trasformare l'Italia in un museo a cielo aperto. Bellissimo, mettiamo le cose più belle in mostra, buttiamo giù le brutture, i palazzi schifosi, cioè giù, e poi dopo mettiamo tutta la gente in costume, tutto bello così, e poi dopo insomma siamo tutti il Rinascimento, siamo tutti queste cose qua, Medioevo, tutte queste robe meravigliose, e poi mettiamo la biglietteria al Brennero e abbiamo finito. Abbiamo svoltato l'economia italiana, proprio una svolta. Dai, ma l'idea del museo è paradossale, sa di muffa, è un po' una cosa... Ma dai, che idea hai del museo? Ma non è così. Esistono in Italia dei bellissimi musei e soprattutto ne esistono a cielo aperto, come quello delle Terramare di Montale. Ma ci si diverte? Ma cosa devi apprendere? Prendere e andare a vedere il museo dei vichinghi. Vai alle Terramare, che è più o meno la stessa cosa, Ma nel si gode? senso, certo, che ti raccontano la storia di come abitavano sulle palafitte i nostri antenati di 3000 anni avanti Cristo. Hai detto Montale vicino a Modena? Sì. Non è dove è sepolto Pavarotti? Sì, infatti sono partita da lì, sono andata a salutare il maestro. Però prima di qualsiasi cosa, scusa, un doveroso omaggio al maestro. Certamente. Andiamo a vedere. Andiamo a Dov'è vedere la perché è un tomba? po' là dietro nascosta e adesso ci arriviamo. E come mai? Ha voluto essere sepolto qui? So se essere si va di qua. inumato qui? Pavarotti? Perché c'era la tomba di famiglia Famiglia Pavarotti. e lui è lì. Finché vivrò ascolterò la tua bella voce. È il libro dove vengono scritte le dediche. Mettiamo Metti una dedica una anche tu. dedica anche noi. Arrivederci maestro. Questa è la zona di scavo perché qui iniziava il villaggio. Qui sorgeva il villaggio e la parte della collinetta sotto la chiesa è ciò che resta di questo antico abitato. Infatti è più sopraelevato perché è formata una collinetta artificiale che è formata dai sedimenti delle varie fasi di vita di questo villaggio dell'età del bronzo. Quindi praticamente anche in epoca medievale si trovavano queste collinette in pianura e si diceva ma cosa sono? Perché sono strane, no? Sì, non solo in epoca ed erano, medievale, e le certo. usava, questa terra veniva usata proprio perché era molto fertile per concimare i campi. Poi si è scoperto che era piena di reperti archeologici Esattamente. di questa età. Quindi non è rimasto quasi più nulla se non nei punti dove era impossibile cavare, come ad esempio quello appunto. Dove Dove c'è stata fatta sopra la non chiesa. si poteva guarda buttare caso. giù la chiesa e quindi è rimasta, e ne è rimasto un pezzetto in più dove noi abbiamo fatto lo scavo archeologico. Arrivano anche gli operatori del parco archeologico. Sono agguerriti, eh? Mi aprono il museo per farmi capire come erano fatti questi villaggi terramaricoli. Le terramare si svilupparono attorno alla metà del secondo millennio a.C. in Europa, lungo i grandi fiumi che erano anche le vie di comunicazione del tempo. Ce ne sono quindi qui, nella pianura padana, accanto al fiume Po, ma anche nella valle del Danubio. Il villaggio aveva fortificazioni artificiali, costituite da un alto terrapieno e da un fossato ottenuto deviando le acque del fiume. Le abitazioni erano costruite su piattaforme sostenute da pali, simili alle palafitte, ma costruite sulla terraferma e non sull'acqua, ed erano circondate da una palizzata in tronchi di legno fornita di portone d'ingresso. Però quello che possiamo vedere al museo sono le tracce dei pali delle capanne, i resti dei forni per la fusione del bronzo e le terracotte. Questo è quello che è rimasto del villaggio. Ho capito, lo vedo. Però capisci anche come un È visitatore difficile. faccia fatica a capire come erano queste case. È una situazione che devi proprio immaginare con Sì, molta diciamo che non fantasia. è il resto romano No. o greco, no? Che dà soddisfazione, la colonna, queste cose qui. È per questo motivo che qui a Montale è stata ricostruita a grandezza naturale una parte del villaggio risalente a 3500 anni fa.
mette così che intanto è fermato. Molletta! Allora, come trasformare delle moderne archeologhe? Questi qui li farei un po' cotonati. Questi qui sono tirati con la piastra, vero? Che lo so. Però è carino, cioè lei è già una nobildonna, diciamo, nell'ambiente. Passiamo al vestito. Allora, levare via tutte queste cose. Allora, questo è stato trovato proprio? Il disegno è nostro, ma il modello viene dagli abiti danesi. Soprattutto perché la signora danese portava degli spilloni che erano del tutto simili a quelli che aveva la signora della Terramare, quindi in questo senso anche il vestito poteva assomigliarsi. La perla, scusa, di che cos'è? È ambra. Ambra che veniva da dove? L'ambra veniva da lontanissimo, perché chiaramente dall'attuale Russia, dal Baltico. Comunque c'erano chiaramente queste rotte dal nord Europa, per lo stagno, per l'ambra. Sono dei percorsi ben riconducibili attraverso la Francia, il Rodano e la Germania. È fresca d'estate e d'inverno si sta benissimo e quando piove non cade una goccia d'acqua. Ma dai! Quindi erano abilissimi questi, mica si facevano una capannetta così. Avevano un'abilità. Erano abilissimi e artigiani. Queste sono ciotole per bere. E senti, questa cosa bellissima, questo manico fatto in questo modo, che cosa ricorda? Queste sono le tipiche anse cosiddette cornute delle terramare, è un riferimento simbolico, noi pensiamo, alla presenza del bue che era fondamentale per queste popolazioni perché aiutava l'uomo nei lavori agricoli trascinando l'aratro. Coltivavano cereali, grano, orzo, farro, segale, avena, coltivavano legumi, abbiamo trovato i semi, i resti di queste piante e quindi piselli, lenticchie. E cosa allevavano? Allevavano mucche, allevavano maiali, allevavano ovini. Ma senti, scusa, sono i contadini. Sono i nostri antenati contadini che Sono i sfruttavano al contadini. meglio le risorse della pianura padana. Incredibile, sono i contadini. Ma pensa, davvero? Questo abbiamo immaginato che potesse essere una sorta di sala di rappresentanza del guerriero di questo villaggio che ovviamente metteva in mostra la sua panoplia, quindi le sue armi da offesa, le sue armi da difesa. Qui probabilmente riceveva gli ospiti che magari venivano da altri villaggi e potevano bere, quindi dare via alla cerimonia del simposio con queste tazze che Cosa bevevano? probabilmente bevevano bevande fermentate. La cosa interessante è che nella prima fase di vita del villaggio, quindi negli strati più profondi dello scavo, noi troviamo esclusivamente semi di corniolo. Viceversa, negli strati superiori, quindi nella fase più recente della vita del villaggio, il corniolo scompare. E che cosa compare al suo posto? I vinaccioli. Hanno trovato il vino. Scoperto il vino. No, quel fare quelli dell'età del bronzo stanca, Per fare il bronzo servono 2 minerali, il rame e lo stagno. In che percentuale? 90% circa di rame, 10% di stagno. Questo per rendere il rame, che sarebbe troppo morbido, più rigido e adatto per essere uno strumento di lavoro o di offesa, insomma. Esattamente. Poi viene fuso A 1000 gradi. A 1000 gradi. Per fare 1000 gradi cosa ci vuole? 1000 gradi occorre molto carbone, una fossa di fusione e dei mantici per soffiare aria continuativamente sulle braci. Quanto tempo? Circa un quarto d'ora. Ah. E poi si cola il bronzo fuso all'interno di uno stampo, di una forma di fusione, in questo caso una punta di giavellotto, e poi col raffreddamento
si va ad aprire la forma di fusione e, se siamo stati fortunati e anche bravi, si è ottenuto il giavellotto. In questo momento stavo affilando un rasoio bilama. È stupendo! Da entrambe le parti. Però insieme a questo ci sono tanti altri oggetti. Beh, cioè avevano degli oggetti altrettanto incredibili, interessanti, dai! certo. Fai vedere? Per esempio, si può vedere un pugnale lungo, che Bellissimo. questo è appena stato fuso qui in queste forme di fusione, ma per esempio questo, che invece è già stato lavorato, è finito, è pronto per essere applicato al manico. Sono loro i nostri avi, i terramaricoli. Le popolazioni della pianura padana vivevano così. Nello stesso periodo assistiamo all'apice della civiltà egizia e in Asia Minore a quella ittita e nel Mediterraneo alle scorrerie dei popoli del mare. Wow! E questa gente, i terramaricoli, da dove sono arrivati? Da che cosa sono scappati? Dove hanno imparato le cose che sanno fare, per esempio la fusione del bronzo? Che contatti hanno con altre civiltà e quali sono i loro commerci, visto che troviamo ambra del Baltico sugli spilloni dei loro abiti? E soprattutto, cosa temono? Da che cosa e da chi si difendono con le loro armi? A proposito di musei, un altro museo italiano unico nel suo genere, assolutamente divertente e coinvolgente, sta a Genova e non è l'Aquario. E qui siamo nel quartiere d'Arsena del porto di Genova. 100 metri più in là c'è Porto Antico. Là, guarda, c'è la flottiglia dei pescatori, dei pescherecci veri che vengono qui con il loro pesce e dopodiché qui c'è Galata, il Museo del Mare, perché proprio qui c'erano gli antichi cantieri navali dove facevano le galee. Pierangelo Campodonico, direttore, in che razza di museo sono capitato qua? Un museo marittimo, il più grande museo marittimo italiano, ma soprattutto un lungo viaggio dall'epoca delle galee fino ai sommergibili, fino alla contemporaneità. È una roba per divertirsi questa qua allora? Per divertirsi imparando. L'idea del museo con quale nasciamo è proprio quella di una macchina del tempo, per riportarti indietro all'epoca dei pirati, all'epoca dell'emigrazione, all'epoca dei velieri. È o non è un percorso di gioco? Sono un mercante genovese. I mercanti genovesi avevano la fama di essere piuttosto avari, però questo a volte è un pregio. Questa è la ricostruzione filologica precisa di una galea del 5-600. Era completamente scoperta. I rematori erano lì, inchiodati giorno e notte, al freddo. Era una vita incredibile. Ma tornando al fatto che i genovesi erano piuttosto avari, facevano le cose che dovevano durare di più. Si dice che una galea veneziana durava 10 anni, una galea fatta invece qui a Genova ne durava 30. E anche i rematori, i galeotti, erano trattati meglio perché dovevano durare di più. Tutto il terzo piano del museo è dedicato alle migrazioni e qui comincia una specie di percorso psicodrammatico. Io ritiro qui il mio passaporto e sono un emigrante italiano della fine 800, inizi 900, sto per imbarcarmi sul piroscafo Torino, direzione America del Nord. Questa è la camerata degli uomini, ma questo è un audioletto. Se mi siedo qui, ascolto le lettere degli emigranti.
sono storie vere. Certo, potrete dire che io vi abbia voltato le spalle, come si suol dire, che non mi ricordi a più del bene che mi volevate. Scrive De Amicis, 1888, i luoghi che dovrebbero essere più puliti fanno orrore e per 1500 viaggiatori di terza classe non c'è un bagno. Il piatto forte del museo è la visita al sommergibile, ma prima del sommergibile vero c'è una specie di addestramento. Innanzitutto bisogna annunciarsi al comandante. Buongiorno. Ecco, a questo punto comincia un percorso didattico in cui io imparerò a stare in un sommergibile. Giustamente qua devo fare la prova per vedere se ci passo. E da qui si vede anche il sommergibile in navigazione, che impressione. Mi scusi, direttore capitano, io ho fatto il corso virtuale per andare nel sommergibile, ma questo è il sommergibile vero. Verissimo. Non è una ricostruzione, un giocattolo. Fino al 2002 andava in giro per il Mediterraneo negli ultimi, diciamo, bagliori della guerra fredda ed era una delle unità principali della flotta sommergibilistica italiana. Cosa si prova a stare dentro a un sommergibile? Stare qua sotto è un'esperienza estremamente particolare. Tu pensa a stare più di un mese senza vedere la luce del sole. Una full immersion in senso stretto. Assolutamente. Per entrare dentro il caschetto è obbligatorio per ragioni di sicurezza. C'è tutta la ricostruzione dei rumori veri che si sentivano nel sommergibile in navigazione. È la sala macchine, è vero questa? No? Ma non l'ha preso questo? Ah no, non ce l'ho quello lì. Doveva prenderlo. Ah, c'è la spiegazione, giusto? Questo è il rumore della sala macchine. Il rumore è un conto, ma immagino il calore della sala macchine. Qui ci stavano i sottufficiali e c'era la famosa brandina calda, o meglio la cuccetta calda, che non è che fosse riscaldata, era riscaldata dal calore umano, nel senso che c'erano il doppio di umani rispetto alle cuccette e in base ai turni io occupo la cuccetta a riposare e tu lavori e poi viceversa. Che tristezza, neanche una cuccetta a testa c'era. Questa è la cabina del comandante, l'unico a avere una cabina singola, ma è terribile anche la sua. Meno male che ho fatto l'addestramento al museo. Guarda, quelli sono i siluri, siluro, qua su c'era un altro siluro e sopra ancora una cuccetta, perché sembra che i sottufficiali più giovani e il cuoco li facessero dormire qua sopra i siluri. Giù c'è la cucina. Ci sono ancora tutte le voci, è tutto ricostruito come se fosse vivo, abitato. Ma qui è proprio il posto più comodo, più largo e sembra che fosse il posto più allegro di tutta l'imbarcazione, di tutto il sommergibile, perché si mangiava bene. Posti liberi in mensa, Ecco. liberi in mensa. Tutti gli annunci come... Sì, sembra che il cuoco, se usava l'aglio e la cipolla, doveva avvertire, perché magari l'odore faceva pensare a una fuga di gas. Secondo me il discorso era un altro, era che vivendo così in tanti, in poco spazio, l'aglio e la cipolla erano da evitare. Emersione. Muniere governa con 2 gradi di Esiste, è come nei film, il periscopio.
Vedo fuori davvero. Per capire quando era notte e quando era giorno, di notte accendevano la luce rossa. Senti, la ninna nanna del sonar. Beh, è stupefacente visitare un sommergibile come questo, nel senso che è tutto sommato abbastanza recente, è veramente un concentrato incredibile di tecnologia. Guarda qui tutti gli impianti, le cose, è affascinante, interessante, ma esco fuori, perché dopo un po', se uno si immedesima qui nella ciurma, gli viene... aria. E a proposito di archeologia e musei, c'è la Venere di Savignano sul Panaro, un caso scottante. Si parte per Roma, al Pigorini, andiamoci a riprendere la Venere. Rivogliamo la Venere, riportiamola a casa. Eccoci qua. Oh, allora, ce l'abbiamo lo slogan? La Venere a Savignano. La Venere a Savignano, ridateci la Venere. La Venere a casa. Cos'è, Katia, questa cosa? Un'azione dimostrativa. Sì, una grande azione dimostrativa. Grande azione. Che dimostra che questo comune, ma non solo, anche il territorio ci tiene che questa Venere torni a casa propria. Poi abbiamo fatto un museo posto, deve tornare a Savignano. La Venere venne trovata in località Pramartin, qui vicino, sulle colline di Savignano, nel 1925, da un contadino di nome Olindo Zambelli, che la diede all'artista Giuseppe Graziosi, il cui figlio, Paolo, archeologo, la donò in seguito al Museo Nazionale Preistorico Pigorini di Roma. È stato uno scambio di favori. Di favori. Di diciamo favore. così. E la Venere è rimasta nei sotterranei nascosta perché non gliene fregava niente a nessuno. Nascosta, protetta, nascosta, anche lì dovremmo chiedere come mai è stata resa anche non visibile per molto tempo, perché poi è un oggetto difficile anche da comprendere, un oggetto che forse è in grado di raccontare storie che probabilmente ci vuole del tempo per capire, ma è ora forse di approfondirle. È per questo che siamo in viaggio per Roma. La rivogliamo a Savignano. Il viaggio è l'occasione giusta per far uscire il vero significato di questo oggetto, che per l'uomo preistorico, forse un Neanderthal, era un oggetto di culto. Cosa rappresentava? Questa probabilmente è una specie di prima espressione di un linguaggio che si forma. Quindi credo che sia una delle prime espressioni della nascita del linguaggio. È per questo che è così importante questa Venere, perché non ha bisogno, vedi, di estetiche di dettaglio come molte altre Veneri dopo, ha le cose fondamentali, quindi è per questo primordiale e per questo probabilmente collocata in epoca precedente. C'è chi dice che la Venere è incappucciata. Non è necessaria la faccia di qualcuno, perché il qualcuno non ha faccia, dei due ha mani, cioè ha umanità. E questo qui è un oggetto nato e fatto per le mani fondamentalmente, perché sono le mani che vedono in quel momento, non sono gli occhi servono, ma le mani vedono e quindi è una spanna. Quindi è una misura. Assolutamente l'inizio di una misura. Quella di Willendorf è fatta per essere tenuta in un pugno e ha la misura di una mano. Quindi non è solo una statuetta di una donna nuda, serve anche per fare fuori, per piantare semi, ma è un piantare desiderio di una crescita con una parte spirituale. Con l'aspetto della fertilità. Sì. Perché tutto questo che cos'è? Un messaggio di fertilità. Ho un'idea. Andiamo là e la sostituiamo. Siamo arrivati all'Eur, si scende. Ecco qua il sindaco. Questi sono i manifesti che spiegano cosa vogliamo. Ciao! Siamo arrivati! Cara, ti ho portato un po' di amici. ho visto il professore. Ciao, Guido. Perché la Venere a casa? Perché è giusto che torni ai luoghi d'origine e quindi è fondamentale che rilanci tutta la zona della Dea Madre nel modenese.
Sandrina che sei l'esperta. Come si fa una manifestazione? Già, si urla, ma qual è lo slogan? Viva Venere! Bene, allora viva Venere! La Venere di Savignano a casa! La Venere di Savignano a casa! Arridateci la Venere! Cartello in alto. Adesso entriamo e andiamo a vedere la Venere vera. E poi, come nel film Top Capi, si potrebbe anche sostituirla. Chi se ne accorge? Beh, questa è la mia missione segreta, che nemmeno il sindaco sospetta. Sostituire la statuetta della Venere. Buongiorno, io sono Vito Lattanzi. Salve, Molto piacere, Vito Lattanzi. Bene, possiamo... Potete fare cosa? Ecco, cerchiamo di capire bene. L'intento ufficiale della visita invece è quello di riuscire almeno a vederla. Bene, andiamo, stiamo riuscendo a entrare pagando il biglietto. Ed eccola! All'interno della mostra sulla preistoria c'è una bacheca dedicata a lei. È molto bella. È un po' più ciccia, eh? Sì. È un po' più ciccia di come Forse- l'hanno fatta nelle copie. La testa, vedi che è fallica da una parte, però veramente sembra un cappuccio, sembra una testa lunga. A parte che la logica del fallo non può che fallire, questo è molto... dà di più il senso della donna incappucciata, oppure di una capacità molto raffinata di fare un volto senza farlo. Vedi che c'è il naso? Vero che sembra un velo, un cappuccio velato, non so. Quella di Willendorf sarà bella, con tutta la capigliatura, con le conchiglie fatte a spirale. Quelle del Mediterraneo, tipo anatoliche, saranno belle con i leoni sedute in trono. Però questa di Savignano è proprio bella. Ed è unica, Che bello poterla avere, Savignano. Ce l'avremo. Ci lavoriamo. Ce la faremo. Allora, siamo di fronte al Museo della Venere, è la sua festa ed è la festa di inaugurazione del museo. Allora, le inauguriamo o no questo museo? Questa Venere. Bene, adesso a te. Lo taglia, lo sta tagliando! Abbiamo il Museo della Venere! Questa è la casa di una dea e qui... Ed eccola la dea, tutta per voi. Andatela a vedere e decidete voi stessi se è una copia o è quella vera.